Allora, eccoci rientrati, ultima parte di TV7 Match. Allora, dicevo prima della pubblicità, sentiamo anche come ha commentato Martina, appunto del Partito Democratico, l'incontro, diciamo, tra i vari partiti. Sentiamo. Segretaria, com'è andata la riunione? Beh, guardi, noi ci aspettavamo un cambio di passo che non c'è stato. Il gioco dei veti e controveti di centrodestra e 5 Stelle ha prodotto ancora una volta un nulla di fatto. Io credo che questo sia un atteggiamento grave, sbagliato. Immaginavamo una novità che non c'è stata e questo sinceramente ci preoccupa per le istituzioni, perché bisogna sempre ricordarsi di che cosa stiamo parlando. Immaginavate che si facessero dei nomi, non si sono stati fatti? Ma guardi, il dato di fatto è che il gioco di veti e controveti continua e questo non è utile alle istituzioni. Bisogna sempre ricordarsi che stiamo parlando della seconda e della terza carica dello Stato e bisogna essere all'altezza di questa cosa. Posso dire? Servono figure di garanzia, serve una discussione all'altezza di questa sfida. Non c'è. E non c'è innanzitutto perché chi ha proposto un metodo in queste settimane si è sostanzialmente fermato e bloccato. Ecco, allora Martina dice non ci sono figure di garanzia. È così? Oppure c'è qualcuno che potrebbe... Cecchinato, lei ha qualche idea? Potrebbe essere? Io penso più che altro che la nomina dei presidenti, il passaggio della nomina dei presidenti sia oggi più di altre volte funzionale poi alla formazione del governo. Cioè, oggi il profilo è evidente che non tutti sono tagliati per fare il Presidente della Camera e del Senato, però sia Romani sia gli altri candidati in astratto potrebbero avere un profilo accettabile se pensiamo ai presidenti delle passate stagioni. Però oggi più di ieri, a causa del fatto che questa legge proporzionale ha creato ha polverizzato la rappresentanza nelle Camere, questo passaggio è più funzionale di ieri alla formazione di un governo, per cui secondo me, se quello che a me sembra di interpretare il gioco di Salvini e di Di Maio riesce domani con le elezioni al Senato. Beh, al Senato domani mattina alle 10:30 riprendono il Senato. Ricordiamo agli ascoltatori che al Senato alla quarta votazione si decide, perché se è un ballottaggio fra i primi due della tornata precedente, per cui domani effettivamente il Presidente del Senato verrà scelto. A seguire sarà più facile indirizzare il voto verso, pare, Roberto Fico nel Movimento 5 Stelle alla Camera, se le cose andranno come pare Salvini e Di Maio stiano cercando di far andare. La proposta, ricordiamo anche agli spettatori perché Berlusconi insiste su Romani così tanto, perché oggi Salvini ha proposto un altro candidato di Forza Italia, rispettabilissimo, Anna Maria Bernini, probabilmente tagliata altrettanto come Romani. Perché Berlusconi dice di no e vuole insistere su Romani? Perché sa che Romani è assolutamente indigeribile per Di Maio al Movimento 5 Stelle. Romani è condannato per peculato, ha prestato il cellulare del comune di Monza alla figlia che è riuscita a fare 12.000 euro di bolletta telefonica, quello è peculato, la sentenza è definitiva, andrà rideterminata la pena alla Corte d'Appello di Milano, però la Cassazione ha stabilito che reato c'è, e quello è un limite invalicabile per il Movimento 5 Stelle, e lo capisco. Certo, l'hanno ribadito più volte. Per cui l'insistere di Berlusconi significa mettere un paletto un confine ben preciso fra Salvini e Di Maio, e allora perché Salvini invece lancia la candidatura di qualcuno di sgradito a Berlusconi? Solo esclusivamente, secondo me, per non potersi farsi dire di no, perché è un candidato di Forza Italia, per cui sarebbe anche difficile per l'elettorato di Forza Italia capire perché si scarta un candidato di Forza Italia, ma questo consentirebbe più facilmente di fare poi una maggioranza di governo fra Movimento 5 Stelle e Lega, che io ripeto, per me è scritta. Quella della responsabilità oggi è un bellissimo alibi, cade a fagiolo, come si dice, e poi loro sono confortati, come abbiamo detto prima, dai sondaggi di ieri, perché la base elettorale non vuole tornare alle urne, ma vuole un governo. La base elettorale, tra l'altro in larga maggioranza di Lega e Movimento 5 Stelle, vogliono un governo fra Lega e Movimento 5 Stelle. Quindi, per me i giochi sono fatti e Berlusconi è destinato, secondo me la coalizione è destinata a rompersi, poi questo mi sembra... Cosa dice Armando? Ma a volte si lancia una persona per bruciarla. Per bruciarla. No, come succede e direi che di esperienza Berlusconi ne ha, non è così ingenuo che va in cerca di guerre. Berlusconi, se è una cosa che non farà mai, è la guerra a qualcuno,
trova sempre maniera per abbracciarlo, magari poi per strozzarlo, ma comunque lo abbraccia. Quindi non credo. Può essere una provocazione, questa è anche un'altra ipotesi. Comunque domani si vedono le forze in campo quali sono. Che Berlusconi si arrabbi, non, per quello che lo conosco io e che ho vissuto, non credo. Vorrei ridimensionare la figura di Berlusconi che è stata spiegata prima, perché Berlusconi ebbe dalla politica italiana Craxi per primo, perché Berlusconi fu il padrino di Craxi, fu quello che mise Craxi al potere dopo il sequestro del figlio di De Martino. Ebbe la possibilità di avere il monopolio del mercato televisivo, quindi il merito, chiunque in caso di monopolio, se non è cretino, riesce a ottenere quello che ha ottenuto. E mi fermo qui perché poi lascio, ci sono volumi sul percorso economico, sociale, politico di Berlusconi che raccontano molte cose. Berlusconi certamente è un politico nel senso negativo della cosa, è in politica per fare gli affari suoi, non quelli degli italiani, e l'ha saputo fare sempre. Le sue aziende hanno triplicato il fatturato da quando è entrato in politica e ogni volta che lui era Presidente del Consiglio dei Ministri. Evidentemente un appeal serve anche questo per questa cosa qua. Quanto invece al discorso di Martina, perché questa neutralità? Questo criticare tutti gli altri e chiamarsi fuori. Ecco, questo non riesco a capirlo, perché Martina, se dice mi metto col Movimento 5 Stelle, domani mattina c'è il governo. Se Martina dice mi metto con Berlusconi, continuiamo quello che viene chiamato il patto del Nazareno 2.0 o 4.0, il governo domani mattina c'è. Allora tutto questo gioco dove porta? Qual è la soluzione? L'altra domanda è: il Presidente del Senato e il Presidente della Camera, è vero che sono figure importanti, ma quanto sono determinanti nella politica, mi domando io? A mio avviso, con l'esperienza dell'età che ho, zero. Abbiamo visto tutto e il contrario di tutto. Abbiamo visto nel momento in cui c'era la guerra fredda Nilde Iotti, che era rappresentante al Parlamento. Abbiamo visto una giovane, Pivetti, che era rappresentante della Camera e non ha fatto mica niente di male, anzi ha fatto brava. Quindi è cambiato, è stata stravolta la politica? No, perché l'unica cosa che deve fare un Presidente è dare spazio alle varie parti e condurre. Poi sta a lui, se è bravo nel duello, nel fare il paciere tra le varie, far crescere la politica. Ma credo che abbiamo avuto centro, destra, sinistra nella politica italiana che si sono succeduti a queste cariche e non mi pare che abbiano creato crisi di governo. Le crisi di governo, le crisi politiche o la mala gestione della politica sta al governo stesso e a chi lo rappresenta. Ecco, questo vorrei un conforto da voi, se questo duello che sta nascendo in Parlamento sarà questo piuttosto che quello, è veramente fondamentale per la politica dei prossimi 5 anni? E lo chiederei a Gori. Andiamo da Gori. Ma, sinceramente mi sorge il dubbio che ci sia veramente un duello. Mi viene quasi il dubbio che non sia un duello indotto o un duello tattico, perché sinceramente io non vedo un Berlusconi disposto a rompere con il centrodestra, come lo ha detto in modo plateale, perché lo ha detto in modo plateale. Probabilmente vuole ricondurre a determinati schemi alcuni interessi politici, ma non credo che Berlusconi sia arrivato fino ad oggi per poi essere messo da parte e in modo autonomo, dando le dimissioni dal centrodestra. Questo non lo credo proprio. Sicuramente c'è una strategia
che cerca di confondere un attimino il Movimento 5 Stelle, che comunque mi sembra abbia deciso che non si apparenterà con il PD. Quindi si tratta soltanto di ottenere un osso in più rispetto agli altri e magari a sorpresa con un qualche cognome completamente differente da quelli proposti oggi. Questo secondo me è più una tattica. Se poi Berlusconi cerca l'uscita dalla politica non può far altro che rompere col centrodestra. Ma non credo. Non credo. Vittorio Ivis, sì. così risponde anche alla domanda su Martina, no? Sul Partito Democratico. Sì, ma io credo che le parole di Martina siano difficilmente sindacabili, nel senso che intanto al Partito Democratico non è stato chiesto un aiuto. Il Partito Democratico è stato coinvolto in questa fase di trattative e ha aderito logicamente, dimostrando comunque di volersi sedere al tavolo insieme a tutti quanti per dare il proprio contributo al Paese. Però Martina dice e riporta all'esterno quello che evidentemente succede laddove noi non possiamo entrare, che vediamo anche successivamente dalle ansie delle comunicazioni, cioè che ci sono dei veti incrociati. E d'altro canto è anche rispettoso nei confronti dell'esercizio della democrazia lasciare che in questa fase ci sia una conduzione delle trattative da parte di chi ha la maggior parte dei numeri, perché sarebbe strano, diciamo, capovolgere il ragionamento. Su questo per cui io faccio difficoltà insomma a dissentire o a trovare interpretazioni tanto diverse. Mi sembrano diciamo che parole chiare. Non vorrebbe che il Partito Democratico avesse un ruolo un pochino più propositivo e anche, perché no, appunto, in fin dei conti allora, è vero che la coalizione di centrodestra ha il 36-37%, ma a livello di numeri di singolo partito, il Partito Democratico alla fine... Il Partito Democratico in questo momento è quello che ha una posizione più difficile nell'immaginare una condizione di governo o comunque di relazione costruttiva nei confronti degli organi, perché PD più Forza Italia non sono in grado di costituire un governo. Si potrebbe immaginarlo con tutto il centrodestra, ma questo ci pone un problema di fondo, valoriale, etico in qualche modo, che è quello della Lega Nord, che è diventata tra l'altro una cosa molto diversa dalla Lega Nord di un tempo. Con il Movimento 5 Stelle al tempo stesso hanno in qualche modo decostruito tutte quelle che erano le nostre proposte più importanti. Adesso non so in quale maniera potremmo immaginare di costruire qualcosa di nuovo assieme, per cui tutto questo interesse nei confronti di quello che è stato il nemico pubblico per 5 anni onestamente lo trovo anche un po' simpatico. Su che cosa, ecco, ci riporto tutti quanti a 5 anni fa, perché guardate, poi hanno avuto modo anche loro di fare gli errori di percorso, ma furono presentate anche per uscire da un impasse che il Movimento 5 Stelle con Rodotà e con altre figure aveva provato a costituire, dei presidenti delle Camere che all'epoca, più di oggi bisogna dirlo, erano comunque unanimemente considerate delle figure autorevoli che potevano svolgere un ruolo di garanzia. Io con Cecchinato, chiedo scusa, ma dissento rispetto al fatto che i nomi che sono stati messi sul piatto oggi siano nomi che hanno questa autorevolezza. Sono persone che sicuramente possono ambire a farlo, magari anche ci dimostreranno di avere la qualità che non pensiamo, ma oggettivamente non portano con loro una storia di questo genere. Su quanto e cosa contano, quanto sono influenti i presidenti delle Camere? Secondo me molto, perché non sono in discussione i presidenti delle Camere, sono in discussione gli uffici di presidenza delle Camere. Cioè, noi discutiamo dei nomi, ma siamo tutti consapevoli, ed è giusto che anche gli ascoltatori lo siano, che le trattative non si fanno su un nome, ma si fanno su una rosa di nomi che comprende il Presidente, i Vicepresidenti, gli uffici che contengono anche i Questori e via discorrendo. E le presidenze insieme determinano l'ordine del giorno nei prossimi 5 anni, cioè determineranno quali leggi vanno votate e quali invece non entrano in questa scaletta, per cui un ruolo, un'influenza sicuramente ce l'hanno, è importante in questo ragionamento, è qui che secondo me viene a mancare anche formalmente l'elemento di garanzia e bisognerebbe capire come ci si sta orientando in merito, ma purtroppo non sono informazioni che giungono a noi. A noi, certo. Paola Ghidoni. Sì, io devo dire che sono d'accordo anch'io con Ivis. Vittorio Ivis. Sì, e credo che i presidenti delle Camere una certa influenza ce l'abbiano, appunto, perlomeno perché fissano l'ordine del giorno e ci sono determinati argomenti, determinate
battaglie che sono state portate avanti soprattutto al Movimento 5 Stelle che devono essere messe all'ordine del giorno perché comunque devono portare a casa i risultati, per cui non penso che sia proprio così di secondo, non che sono siano cose figure, marginali, insomma, diciamo, credo ecco. che abbiano una loro importanza. Credo anche che comunque sia un banco di prova per il futuro governo, che insomma si stiano un po' misurando, e poi anch'io non credo che ci sia questa spaccatura ancora nel centrodestra. Mi sembra un po' il solito gioco delle parti che non manca mai, insomma oramai ho una certa età, mi sembra averlo sempre visto più o meno così. in questa fase abbastanza iniziale. E di solito vengono poi fuori nomi che mettono tutti d'accordo e che prima invece rimanevano sopiti e i primi che vengono fuori, quelli vengono bruciati. Insomma, finora è sempre stato così. E comunque sono parecchio curiosa domani mattina di vedere. E poi sul futuro del governo, perché è vero che la Lega, il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico, tutti quanti, ognuno per i fatti suoi, nessuno accetta quell'altro, però se si vuole fare un governo a un certo punto con qualcuno bisognerà pure fare un accordo. Sì, allora oggi diciamo, ipotizziamo che il centrodestra resti unito. Con chi è che si fa? Con chi è che si arriva ai numeri che servono? Questo è un bel problema perché ci sono più o meno 3 schieramenti che apparentemente sono incompatibili fra di loro, e quindi credo che proprio per questo che si stanno misurando in questi giorni e stanno cercando di capire se fare un governo all together oppure avere degli appoggi esterni su singole iniziative. Cioè, quindi avere un governo che possa nascere su un programma, diciamo, che venga condiviso da qualcuno. C'era Vittorio Ivi, si voleva aggiungere qualcosa. Mi ha sfuggito una cosa prima, siccome giustamente Gori diceva che oggi riprendeva la dichiarazione della Meloni, diceva bisogna che facciamo tutti un passo indietro. Ecco, non vorrei fossero le stesse parole che usò Spadolini all'epoca del PRI, cioè la forza assolutamente minoritaria, e poi divenne premier. Penso che sarebbe quantomeno una condizione simpatica nella quale portare avanti, superare l'impasse di questo momento. Beh, molto spesso quelli minoritari fanno l'ago della bilancia e pesano ben più di quello che pesano in effetti. Quello che suppongo, il PD non può essere l'ago della bilancia in questo momento. È là che si lecca le ferite, il PD. Ma con chi? Allora, il PD è incompatibile con il Movimento 5 Stelle. Ed è incompatibile ad oggi con la Lega. Il PD è incompatibile con il centrodestra. Non con il centrodestra tutto, con la Lega nel con Fratelli d'Italia sarà difficile che ci mettiamo a votare le stesse cose in Parlamento, al Senato. Sì, va bene. Ecco, è più facile che si apra un pochino di più Forza Italia, forse, non credo Fratelli d'Italia e la Lega. Ad oggi, secondo me, il passo indietro è la trattativa, l'accordo tra l'insieme del centrodestra, per bocca di Salvini, e il Movimento 5 Stelle. Non c'è altra soluzione. Non c'è altra soluzione. Il PD da sinistra potrà fare anche una buona opposizione, ma scelte differenti da queste sinceramente non le trovo. Resta soltanto tornare al voto e nessuno vuole tornare al voto. Cecchinato. No, sono d'accordo che io lo sto dicendo dopo, no? Centrodestra e Lega probabilmente è l'unica formazione di governo possibile, anche se centrodestra Movimento 5 Stelle. Centrodestra sì, chiedo scusa, centrodestra Movimento 5 Stelle, anche se oppure Lega Movimento 5 Stelle con l'appoggio esterno di Forza Italia e Fratelli d'Italia. Non vedo come Forza Italia possa entrare in un governo con Movimento 5 Stelle, perché c'è stato anche adesso. Berlusconi se l'è cercata, diciamolo, nel senso che ha fomentato lui stesso una campagna nella quale ha lasciato l'egemonia culturale dell'offerta politica al centrodestra a Salvini, i suoi giornali, le sue televisioni, comunque l'agenda l'ha dettata Salvini. Lui stesso poi ha inseguito Salvini su una serie di certi argomenti che noi siamo soliti definire demagogici, e ha lasciato un po' l'area di centro moderato che nell'immaginario politico lui rappresentava. Adesso se l'è cercata, perché il problema è che le azioni delle sue aziende dal giorno dopo le elezioni sono in perdita e la borsa continuerà a scommettere contro
le imprese di Berlusconi e le quotazioni in borsa, con un governo 5 Stelle Lega che non sarebbe sicuramente un governo propenso al rispetto e al rigore della regolarità contabile dei conti pubblici. Berlusconi ce l'ha cercata adesso. L'unico governo possibile però è effettivamente questo, con Forza Italia è vero, con un possibile magari appoggio esterno. Io rispetto al PD invece non vedo perché ci si ostini a pretendere dal PD che deve essere all'ago della bilancia. Non è il mio partito, però io condividevo molto le parole di Renzi, che anche a me non stava più simpatico da un po', però è giusto che il PD oggi stia all'opposizione, perché oggi a stare all'opposizione con quello che verrà c'è da guadagnarci, assolutamente, c'è da guadagnarci secondo me. Quindi è una tattica. È una tattica, secondo me è un collocamento necessario, hanno perso le elezioni. Quindi perdiamo di vista i cittadini per il vantaggio dei partiti e la tattica all'interno dei partiti. Ma sai, è difficile da spiegare. Non è il momento, visto le scadenze europee che ci hanno imposto, di tirarsi sulle maniche, fare tavola rotonda e ci siamo tutti uguali e risolviamo i problemi della gente, perché la gente, a salvo che non valga il principio, se il governo è in crisi l'economia cresce, e l'abbiamo visto in Olanda, l'abbiamo visto in Belgio, l'abbiamo visto in Germania con la Merkel. Sì, il problema è che in Europa Francia e Germania stanno correndo alla velocità della luce e non ci aspettano. Il problema dell'Italia è restare fuori dai giochi e non cogliere il treno della riforma europea, che potrebbe essere anche con una cooperazione ristretta fra certi paesi, perché anche quello è un percorso di riforma. Certi paesi possono scegliere con una cooperazione agevolata di condividere certe politiche fra di loro senza necessariamente estendere a livello dell'Unione Europea. Per noi il problema è perdere quel treno. L'Italia è una media potenza oggi, non è una grande potenza, oggi è una media potenza e se perde certi treni diventa un problema. Sì, ma io sto guardando il quotidiano, io vedo negozi che chiudono a decine, vedo aziende che chiudono. Sì, i fallimenti per esempio sono diminuiti in maniera notevole nell'ultimo anno. Sì, dei segnali di ripresa ci sono. Non ci sono più aziende a momenti. Ma in Italia lo sappiamo che i processi sono molto più lenti di quelli negli altri paesi. Tutti i processi. Io per il lavoro che faccio, ahimè, mi sento di smentire, perché dalla crisi non siamo i dati sono quelli, i fallimenti sono diminuiti. I supermercati e le multinazionali stanno aprendo grandi magazzini in Italia, evidentemente questo va a scapito dei negozi. E dei lavoratori italiani, impresa, e non è giustificato il fatto ma noi assumeremo delle persone, perché quei soldi non rimangono in Italia, vanno a finire all'estero. Vedi Ikea, vedi, tanto per non far nomi. I supermercati lì li lasciano in Italia. Ci sono anche catene italiane, voglio dire. Sì, ci sono paesi dell'Unione Europea che fanno concorrenza all'interno dell'Unione Europea, hanno creato delle aree fiscali privilegiate nei confronti di queste multinazionali grandi aziende, a scapito dei lavoratori degli altri paesi comunitari. Corretto, però se posso dire, io esco da una campagna nella quale noi dicevamo proprio questo, ma dicevamo che l'Unione Europea ha delle soluzioni per questi problemi. Guarda un po' la web tax, però non riapriamo. La web tax è una soluzione. Non ripartiamo con la campagna elettorale. Infatti no, lungi da noi. Restano comunque dei problemi che dovranno essere affrontati e cose che dovranno essere risolte. Allora, sono mezzanotte e 20 quasi. Siamo andati come sempre un po' oltre il nostro tempo, ci fermiamo qui, grazie a Paola Ghidoni della Lega, grazie a Piero Cecchinato di Più Europa, grazie a Claudio Gori di Fratelli d'Italia, grazie a Vittorio Ivis del Partito Democratico per essere stato qua con noi, e grazie Ermanno. Allora, la settimana prossima sapremo i nomi. Anzi, speriamo di sapere i nomi e che le cose procedano comunque, e la prossima settimana torneremo a parlare della Banca Popolare di Vicenza, perché è un problema che si accumula, che la politica non ha saputo risolvere comunque sia, che non ha intenzione di risolvere. Sono state fatte delle promesse che non potranno essere nei mantenute. Programmi elettorali abbiamo procedimenti giudiziari che mi lasciano un po' sbigottito, per cui ci vorrebbe più forza, più nervo e soprattutto più giustizia, nel senso che chi ha sbagliato deve pagare, poi quanto, come e
in quale sistema certo. andremo a discutere la prossima settimana. Certo. Bene, grazie a tutti, grazie ai telespettatori che sono stati con noi. Venerdì prossimo TV7 Match, come sempre alle 21. Buonanotte a tutti.